Buon inizio settimana. Ieri sera doppia scossa di terremoto in Friuli, Venezia e Giulia ed esattamente a Udine. La prima scossa è stata di magnitudo 2 a Moggio Udinese a 10 km di profondità, quindi è stata molto sentita tra la popolazione, quindi immaginiamo già la gente che comunque ha incominciato su vari social, Facebook e tutti, ha incominciato ad allarmarsi, ma poi più tardi alle 21:19 un'altra scossa, però stavolta ancora più forte, di magnitudo 3.3. Inizialmente avevano detto 3.1, poi 3.6, però la vera scossa è stata di 3.3 ed è a Maiano, una provincia di Udine, quindi sempre Friuli Venezia Giulia, e stavolta è stata a 9 km di profondità, quindi questa qua è stata molto sentita perché era più forte di magnitudo e meno profonda dell'altra, quindi diciamo ieri sera c'è stata questa doppia scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia, esattamente a Udine. Quindi la paura è stata tanta, sui social sono arrivate tante chiamate ai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono per lo, diciamo, edifici rotti oppure qualche crepa in qualche casa. Su questo non vi posso dire nulla perché non ho trovato nulla, ragazzi. Sta scritto, si devono accertare se ci sono danni a strutture pubbliche o private, quindi significa che non lo sanno di preciso, quindi non vi posso dire. Per le persone invece stanno tutte bene, a parte la paura, quindi non ci sono né feriti e né morte. Su questo ci siamo al 100%. Per quanto riguarda qualche crepa in qualche struttura o qualche cosa privata, questo non lo so, ragazzi, e neanche loro lo dicono. In effetti dicono che si devono accertare, quindi stanno coi piedi per terra, non dicono sì o poi dicono no. Hanno detto che devono accettarsi, non tanto per la prima scossa, ragazzi, ma per quanto riguarda la seconda, che è stata a Maiano, è di magnitudo 3.3 a 9 km di profondità, quindi pochissimo, proprio superficiale, quindi sicuramente da come hanno scritto, che hanno scritto su Facebook, su Twitter, per la paura che sta succedendo, è stata molto sentita, se no altrimenti la gente non si sarebbe accorta di nulla. Quindi per ora ho controllato anche sull'INCV, le scosse sono solo queste qua, non ce ne sono state altre, quindi per il momento non ci sono altre scosse perlomeno in Friuli Venezia Giulia. Quindi poi ieri a finale c'è stata una scossa ad Atene e anche lì la gente è scappata in strada, quindi lo so benissimamente perché volevo fare questo video anche su Atene, però ho detto è inutile farlo perché comunque ci sono pochissime notizie, ma davvero poche, quindi ho detto non posso fare un video con una notizia e dicono solo terremoto ad Atene, paura tra i turisti in Grecia, la scossa è stata di 4.6. Questo è quello che sono riuscito a trovare, quindi ciao Patrizia, quindi si è verificata a 7 km dalla città di Magura, quindi solo questo è quello che ho trovato, quindi ho detto semmai lo dico nel video questo qui, è inutile fare un video solo per dire due cose ma davvero poche perché non porta proprio nulla. Dice che i turisti sono scappati, stavano fuori in strada e questo è quello che dicono, quindi sì Nico, allora io rispetto la tua decisione per l'amor di Dio, quindi ognuno interpreta la Bibbia come vuole, anche se secondo me tutte queste cose a volte penso che anche l'uomo possa aver influito su queste cose. È vero che ciao, ciao, buongiorno. Quindi possiamo dire che quindi poi dipende da chi lo interpreta.
uno che, come te, che giustamente è molto cattolico, come tanti altri ce ne sono sul canale, no? Non pensare che sei solo tu. Vedono questi segni come la fine, diciamo, la rivelazione, come diciamo noi, che poi l'Apocalisse sarebbe in effetti la rivelazione. Alcuni invece dicono sono fenomeni naturali, anche per, io credo che sia dovuto a un cambiamento climatico, qualcosa che ci sta sotto che non sappiamo, che ne so, fanno esperimenti, ARP, cioè può essere quasi di tutto qua, quindi possiamo dire tutto e non possiamo dire nulla, ragazzi, quindi non possiamo. I terremoti stanno aumentando, sì, ma ieri ho fatto anche il video, il fatto della rotazione della Terra sta rallentando. Qualcuno sì mi disse no, non capisci nulla perché rallentando la Terra diciamo, si allungano i 6 giorni. Sì, ma io lo sapevo già. In effetti se la rotazione della Terra rallenta aumentano le ore del giorno, non so più 24 ma saranno 25, 26, poi dipende dalla rotazione del questo lo so pure io, solo che non l'ho detto nel video perché non mi sembrava che lo dico a fare. Quindi tutti vogliono fare gli scienziati, ma anche io le cose basilari le so. Sì, sì, ma a parte che sulla guarda, sulla Bibbia e su tutto si può parlare all'infinito, Nico, altrettanto, Nico. Quindi si potrebbe parlare, secondo me, all'infinito senza fermarsi mai perché, come dicono tante persone che leggono la Bibbia, studiosi, geologi, ogni volta scopri qualcosa di nuovo, quindi non mi meraviglierei di fatto di queste cose qui, quindi so che la Bibbia è un libro che va interpretato purtroppo, quindi ognuno poi lo interpreta a modo suo. Ciao Isabella, buongiorno. Quindi diciamo è sempre chi lo interpreta. Poi partiamo da una cosa, Nico, che la Bibbia nei secoli comunque è stata cambiata, quindi non sappiamo neanche se quelle parole che stanno scritte lì siano quelle che sono state dette milioni di anni fa. Quindi partiamo pure da questa cosa che io sono un po' scettico, dico la verità, ma non perché non credo in Dio, in Gesù, io ci credo al 100%. Io credo che la Bibbia nei secoli è stata, cioè come ti devo dire, hanno cambiato parole, hanno aggiunto qualche cosa, hanno tolto qualche cosa. Io sono di questo parere qui che la vera Bibbia secondo me non esiste, nel senso che con i secoli nei secoli l'hanno adottata per fare diciamo, i porci comodi loro, nei secoli. Infatti se tu ti ricordi, come si dice, quella lì dell'idolatria è stata eliminata. Non farti immagine né di sculture in cielo né terra è stata tolta. Quando poi anche io ho letto un po' la Bibbia, non è che non l'ho letta, sta scritto che Dio disse che nessun uomo deve aggiungere o eliminare qualcosa che Dio Padre ha scritto. Quindi pensate un po', ma gli uomini non l'hanno fatto purtroppo, come sempre. L'uomo resta l'animale più pericoloso del mondo, come sempre. A volte qualcuno dice gli alieni perché non si sono fatti vedere, qui, là, sopra, sotto, ciao Patti. Secondo me gli alieni pure hanno paura di noi alla fine. Secondo me pensano, vedi che persone sono che si uccidono uno con l'altro. Pensa un po'. Uno tsunami, un'esplosione solare. Però secondo me in fondo ci temono pure loro. Perché parliamoci chiaro, qua per il dio denaro si fa di tutto ragazzi, quindi quante volte abbiamo detto il cambiamento climatico di fare meno emissioni in atmosfera, ma nessuno se ne importa, tanto devono fare i soldi, quindi fabbriche, auto, petrolio, plastica, non lo faranno mai ragazzi, finché il pianeta non collasserà. Quindi un po' ci sta, un po' ce lo mettiamo. Ciao avvocato. Quindi diciamo che è la causa di tutto ciò ragazzi, quindi ok Patti.
No, non sono deluso da una chiesa da comunità, Nico, no, no, non è questo. Io dico che in tutte le religioni, col tempo, nei secoli, abbiano tradotto o aggiunto o tolto qualche cosina, quello voglio dire io. È un problema generale, non riguarda solo il cattolicesimo oppure l'ortodosso. Sì, sì, è di ferro proprio. Vabbè, dopo controllo un attimo, Patti. E un paio, credimi. Stamattina di nuovo in tribunale, non ce la faccio quasi più, ti giuro. Stamattina vuole, vediamo davanti al giudice poi che cosa dirà. Certo non può uscire, sono innamorato di me, quindi io sono, ripeto, sposato. Ho sempre detto che non mi interessa nessuna donna, in senso offesa a nessuno sul canale, eh. Cioè io sto qua sul canale a fare video e basta, non è, io ho amicizia con Patti, con Elena, con Avvocatella, con tutti, ma non mi interessa nessuno, l'ho sempre detto e lo ripeto sempre. Sono tutti amici e amiche. Quindi sono stato sempre sincero con tutti. Io non sto qui a cercare qualcuno, qualche cosa, non mi importa di nulla. A me piace chiacchierare, un chiacchierone di fatti. Mi piace parlare di questi argomenti perché mi piacciono prima a me e poi penso al canale, però so cose che mi piacciono direttamente a me, quindi no, non la posso vedere Patti perché quando faccio la diretta non riesco a distinguerti tra te e quello originale perché mi esce solo il nome e diciamo il logo e la sua faccia. Purtroppo lei usa la tua immagine quindi io non riesco a vederla, la riesco a vedere solo quando termina il video e poi posso vedere la differenza tra una foto e l'altra, diciamo tra te e lei. No, qui non lo posso fare, dopo lo faccio, non ti preoccupare, l'ho sempre fatto e lo rifarò. Però troppo vedi, quando esce la diretta esce la stessa cosa tua. Patti Arena la tua la faccina linguere, quale di tutte e due, la vera e la falsa? Non voglio sbagliare e ti blocca, capisci? Allora devo terminare il video e poi bloccarla a lei. Quindi capisci? Sì, dopo lo controllo, non ti preoccupare, l'ho sempre fatta. Purtroppo sta facendo un sacco di account a tuo nome, ne aveva fatti già, l'ho bloccata già 2 o 3 volte, quindi sarà un altro copione del copione del copione del copione. Però blocchiamo anche questo, qual è il problema? Tanto fra poco verrà bloccata per molto tempo, non ti preoccupare. Stamattina purtroppo faccio questo video e poi mi sentirete in pomeriggio perché purtroppo ringraziando certe persone devo stare tutti i giorni in tribunale e devo stare lì, quindi penso un po', potevo stare a casa invece no, mi hanno chiamato e devo andare là. Quindi vedete, io capisco la vostra scocciatura ragazzi, per amor di Dio, però pensate a me che ogni 2 o 3 mi chiamano in tribunale e devo andare lì e così e così e dobbiamo fare così, dobbiamo agire così e così, è un casino proprio, guarda, la conosci la foto di questa, la vedi, ma vi giuro proprio un casino, non è casino proprio che sinceramente è sempre, spero che terminino a più presto, si finisce e buonanotte. Che ogni 2 o 3 mi chiamano, senti qua, vieni in questura, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Riconosci, è lei e non è lei, è un casino ragazzi, vi giuro. Io vi posso garantire che sta più di questo che vi posso dire. No, no, ma la cosa bella, guarda, come fa a chiamare 280 volte a notte? È una cosa pazzesca. Sì, Nico, è così, come dico io, nei secoli sono state cambiate tante cose, io non do la colpa a Dio o al cattolicesimo, io do la colpa all'uomo, e partiamo da questo. Nei secoli ha cambiato la Bibbia a favore suo, quindi questa è la colpa che io do in generale, a finale, non
alla Bibbia, perché noi ci ritroviamo una Bibbia che non sappiamo se è l'originale oppure no, se tutte quelle parole sono quelle che ha detto, diciamo, Dio a Mosè. Non sappiamo se tutti questi Vangeli raccolti sono tutte le parole dette dai discepoli, quindi diciamo che non sappiamo se è la vera, come dico io sempre. Ho fatto questa domanda anche al mio prete, un teologo, non ha saputo rispondermi, dice non posso risponderti a questa domanda perché dice non sappiamo neanche noi, e qua si parla di un teologo e di un prete, eh. Dice purtroppo io faccio il prete, faccio la messa, non posso dirti 100 anni fa se hanno cambiato le parole della Bibbia, nessuno lo sa. Cioè, sì, sì, ma a parte questo ci sta, Nico, però prendi ultimamente quello che ultimamente sta dicendo Mauro Biglino nei suoi video su YouTube, oppure le conferenze che fa, e dice che Gesù Yahweh era un uomo che camminava sulla terra e che, come lo sai, penso che l'hai visto a Mauro Biglino, oppure se l'hai sentito dire, e dice che non era, diciamo, Dio, ma era un alieno, quindi ha fatto anche dei libri di alieno, queste cose qui, non mi ricordo neanche come si chiama, però ha fatto queste qua. Quindi diciamo che sono tante le cose che escono fuori. Dicono che sono venuti dalle stelle, fanno vedere, sai, quei geroglifici che stanno le stelle, i visitatori che fanno, vengono sulla Terra e dicono che hanno modificato la scimmia con l'uomo, oppure hanno modificato il loro DNA con il nostro, con l'Homo sapiens, e quindi è uscita questa evoluzione. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata a tutti, ci sentiamo più tardi perché stamattina sarò impegnato. Purtroppo è un guai ragazzi. Comunque, se riesco a fare un altro video e poi alle 9 si va via e si parte per quest'altra mattinata che sarà sicuramente tutta la giornata impegnata. Anche perché nei tribunali ci sta una fila esagerata. Quindi ragazzi, buongiorno a tutti. Ci sentiamo dopo se riesco a fare un altro video. Mi voglio fare un altro caffettino per riprendermi un poco. E poi si scende a Salerno. Già pensiero che devo andare a Salerno è un casino perché il traffico che ci sta è spaventoso proprio. Ciao a tutti ragazzi e ti controllo Patti un attimo solo. Ciao. Ciao Nico.